L'autonomia come una corsa, una finale olimpica, e allora manteniamo fino in fondo la metafora. Il referendum del 22 ottobre, il plebiscito del sì, quella è stata la discesa in pista dell'atleta veneto. La preintesa con il governo in scadenza? Quello è stato il riscaldamento. Dal 4 marzo in poi l'atleta si è tolto la tuta, ha indossato la pettorina, ha fatto gli ultimi esercizi di stretching, allenato dal pool di esperti messo in piedi per guidare il Veneto verso il traguardo. Ma quello di domani è un momento chiave. Ora le 16, luogo Ministero degli Affari Regionali, via della Stamperia 8 a Roma. La nuova casa di una veneta doc come il ministro Erika Stefani. Domani infatti le delegazioni trattanti della regione e del Dicastero avvieranno formalmente i negoziati per l'intesa sull'autonomia del Veneto. La metafora prosegue. Questo è il colpo dello starter. La corsa inizia. Abbiamo presentato la legge di fatto per l'autonomia, quindi noi siamo pronti a sottoscriverla. Penso che sia verosimile che questo governo possa nel giro di qualche mese portarci alla sottoscrizione e all'approvazione in Parlamento. La legge ad hoc è stata preparata e presentata. Il Veneto vuole creare un innovativo percorso istituzionale che preveda la stipula di un'intesa tra governo e regione per una legge delega che dettagli ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per tutte le 23 materie previste dalla Costituzione. 9 mesi dopo quelle urne da oltre 2 milioni di sì, con l'avvio formale del negoziato, si parte ufficialmente. Obiettivo: arrivare entro il 2018 al traguardo, magari giusto in tempo per festeggiare un anno dal referendum. Ma se sarà una gara di velocità o di mezzo fondo, questo spetterà al governo.